Allora, cari telespettatori, cari telespettatrici, buonasera, ben ritornate insieme a noi e un bel buonasera. Facciamo anche un caloroso applauso a tutte le nostre ospiti presenti qui in studio. Applaudetemi, grazie. E infatti la cosa particolare di questa sera è proprio il folto gruppo di pensionate dello CGIL, del Veneto in generale, ma poi le conoscerete meglio, delle varie province del territorio, che sono venute e che interverranno per testimoniare il lavoro che viene svolto a livello territoriale, quindi nelle varie delegazioni provinciali, nei vari territori in cui è frantumata la nostra regione, a favore delle donne, delle pensionate in generale. Non è poca cosa, vedremo di capire, in occasione poi per carità della giornata dell'8 marzo, che è simbolica, rappresentativa, ma in realtà si svolge ogni giorno per tutto l'anno. Questo perché è importante? Perché fa capire che esiste qualcuno che segue chi si sente anche più isolato. Abbiamo avuto diverse telefonate di signore anche anziane, ci chiamano soprattutto le donne per chiedere di iniziative, cosa che sono contente di sapere cosa si fa, non hanno a volte strumenti di conoscenza, non sanno come muoversi, noi cerchiamo sempre di dare degli indirizzi, dei numeri telefonici dello CGIL e quindi questa volta portiamo con mano e facciamo conoscere che ci sono tantissime persone che sono attive, che sono pensionate, che anche voi potete prendere esempio da loro e diventare attive partecipi in un sindacato dopo l'attività lavorativa, perché no? In qualsiasi territorio, anche dove uno non va a pensare che sia possibile, e conoscerete che cosa si fa. Poi l'occasione è importante e significativa di questa folta presenza per capire anche cosa ne pensano le donne pensionate della disparità di genere, che inizialmente, se ne è parlato alcune volte, è soprattutto lampante a livello retributivo, perché se una donna prende poco quando lavora, purtroppo la pensione, se sarà più bassa per tutti, poi di fatto lo è ancora di più per le donne, tenendo conto che hanno un carico familiare a volte maggiore degli uomini, non è cosa da trascurare, e che molte volte prendono un part-time per seguire la famiglia o che hanno dei periodi, avranno ancora più dei periodi di buco lavorativo che con la legge Fornero sono un vero disastro per quel che sarà la percezione della pensione un domani. Fate attenzione di questo, perché nel calcolo pensionistico bisogna tenerne conto. E allora, qual è la situazione? Come la si vive nel territorio? E soprattutto quali lotte, tra virgolette, sta facendo quotidianamente lo CGIL, che è il sindacato pensionati italiani nel Veneto, specifico la sigla SPI, come giustamente mi è stato suggerito, vedremo insieme. Intanto conosciamo le nostre partecipanti a questo motivo di occasione di approfondimento. Ben arrivata per Ivana Francescotto, responsabile provinciale Treviso. Grazie di essere qui con noi. Matilde Pappalardo, responsabile provinciale per Vicenza. Grazie anche a lei. Loredana Aurelio, invece responsabile provinciale per Venezia. Buonasera. Rosanna Bettella, responsabile provinciale per Padova e anche del coordinamento regionale delle donne dello SPI. Daniela Argenton è una delegata per Rovigo e rappresenta Luigia Scavazzini, che invece sarebbe la responsabile. Costantina Pavan, presidente comitato regionale Veneto SPI CGIL, è di Treviso però, è regionale. Poi tutte le altre abbiamo la delegazione, la mia destra, di Padova, tutta Padova, poi vi farete anche conoscere, abbiamo Rovigo e poi, come giustamente si diceva, non tanto Venezia, ma il Veneto orientale, perché ci sono la laguna, ci sono le isole, c'è Mirano, c'è Venezia, c'è Mestre, tutta un'onda importantissima, un'onda lagunare che si muove anche qui, quindi grazie anche a loro. Allora, per incominciare, io direi, così come diamo il là con un nostro piccolo contributo, che è stato estrapolato come sempre da un notiziario, vediamolo insieme. Su di voi grava il peso maggiore della crisi economica. A voi una società non ben organizzata affida il compito delicato e fondamentale di provvedere in maniera prevalente all'educazione dei figli, alla cura degli anziani e dei portatori di invalidità. Lo fate silenziosamente, a volte faticosamente. Senza le donne, senza di voi, l'Italia sarebbe più povera e più ingiusta. Siete il volto prevalente della solidarietà, il volto della coesione sociale. Dovremmo ricordarlo costantemente e non dovremmo smettere mai di ringraziarvi. E dunque auguri. È la celebrazione delle donne ed è bene che anche quest'anno
la cerimonia si svolga qui, al Quirinale. Ecco, cerimonia non solo al Quirinale, ma cerimonia che si è svolta in tutto il territorio, in modo particolare sentitissimo, incomincerei con Rosanna Bettella a livello del sindacato. Cosa è stata per voi l'8 marzo? Però non è solo 8 marzo, io voglio sottolinearlo, No, certo. perché sennò sembra che ci limitiamo a quello. Sì, è anche bene dire che l'8 marzo non è una festa, ma è la giornata internazionale della donna, che serve per far riflettere su quelle che sono ancora le tante disparità che permangono tra uomo e donna. Allora adesso io ho sentito con interesse, l'avevo già sentito, no? Cosa ha detto il nostro Presidente, e quando è sempre un po', almeno a me crea un po' di inquietudine o di imbarazzo quando un uomo ringrazia una donna. Io credo che il miglior ringraziamento che un uomo può fare è quello di anche lui rimboccarsi le maniche e dare una mano. No, perché non possono rimanere queste disparità. Una donna non nasce imparata su niente, no? al pari di un uomo. E i ruoli che la società poi via via assegna al genere maschile e femminile sono dettati dal contesto, dall'educazione, da tante questioni. Bisognerebbe cominciare fin da bambini, no? a far sì che veramente maschi e femmine crescano nelle differenze biologiche che ci sono, no? Ci sono delle differenze, ma in un carico pari, diciamo, no? Delle responsabilità, anche del lavoro di cura, perché certo che appannaggio delle donne lo è attualmente, lo è stato da sempre. Però non deve restare. Però il lavoro di cura è un lavoro pesantissimo, no? È un lavoro faticosissimo, è un lavoro che sia da un punto di vista fisico ma anche e soprattutto da un punto di vista psicologico, e sarebbe bene che questo lavoro veramente venisse spartito. Ecco, io vorrei prendere, perché do la parola nuovamente anche a Rosanna Bettella, perché assolutamente è molto importante, però prendere spunto un po' da queste parole qui. L'educazione dei figli, perché mi sembra un aspetto molto importante, e quindi chiedo a voi, primo qua davanti, però potete anche intervenire, chiedo alla regia se ci danno anche un paio di gelati, oppure se già avete il microfono, vi è stato dato, perfetto, grandioso, e quindi se voi volete intervenire avete il microfono, ve lo passate, alzate la mano. E partiamo proprio da Rosanna Bettella, ma chi di voi ha figli o nipoti, per carità, perché poi attua questi principi, e quindi li avete messi in primis alla prova, perché tante volte sono proprio anche un po' di colpa c'è anche a monte. No, certo, ma è molto difficile. Prima, passatevi la è un processo che non è automatico e che non è che basta la buona volontà, perché ci sono degli stereotipi e dei pregiudizi che ci portiamo dietro, ma con il latte materno, no? Che ognuno di noi... Quindi lei ha attuato nel suo... Io ho cercato, io senz'altro ho cercato un figlio maschio e ho cercato... di renderlo attivo. Sì, di renderlo attivo, e insomma vive da solo, si arrangia, fa tutto, sa far bene da mangiare, direi quasi meglio di me, e anche tutto il resto. No, insomma, perché è importante che poi non è solo questo, non è solo saper fare i lavori di casa, non è soltanto questo. Cioè perché il fattore educativo è il primo, è il substrato, quello che fa far andare avanti una società, la cultura. Esattamente, su questo ci crediamo da tempo. Ma lo fate sul campo? Sì, lo facciamo sul campo, tentiamo di farlo sul campo, perché poi non è insomma, facile. Non è facile. In effetti io che ho figlia e nipote, in questo contesto cerchiamo di farla partecipe, di insegnare. Mia figlia poi per la sua attività lavorativa è un insegnante, e quindi a maggior ragione insomma cerca di stimolare, no, di riorientare anche nelle poche occasioni che abbiamo a parlare nel suo lavoro, appunto di questo bilanciamento di genere, perché effettivamente ci sono ancora, anche nelle giovani generazioni, non c'è questa volontà, questa voglia, questa cultura anche di
come dire, insegnare proprio a che le disparità non ci siano più, insomma, ecco. È complessa, è molto articolata la questione, però almeno nel nostro ambito familiare sicuramente sì. Oppure quando ascoltiamo, non so, varie riflessioni, ragionamenti tra chi con le persone che parliamo tutti i giorni, ma non so, a qualche manifestazione o anche alle attività che facciamo di norma, insomma, vuol dire, è complicatino, è complicato anche nel nostro ambiente di lavoro, perché effettivamente, come diceva Rosanna, insomma, ci portiamo dietro a delle lacune, insomma, ecco, ci sono, e occorre molto tempo e molta pazienza, questo sì. Santina Pavan. Io ho 2 figli maschi e ho sempre lavorato, per cui i miei figli sono abituati anche a livello pratico a gestire un po' la casa. D'accordo con il marito, quindi, perché tante volte c'è abbastanza. Adesso uno dei miei figli è sposato. Sono belle queste osservazioni, perché fa capire a chi ci ascolta che bisogna fare un passaggio. Uno dei miei figli è sposato, ho anche un nipotino maschio e mia nuora mi ringrazia, perché effettivamente, secondo me, fondamentalmente è il rispetto che ci deve essere. Non ci devono essere limiti tra donne e uomini, perché alla fine siamo pari. Ci vorrebbe un pochino di più rispetto in generale per la donna, anche per il lavoro proprio manuale della donna, perché sembra che anche i lavori di casa siano, per forza di cose, devono essere eseguiti dalle donne. Solo le donne hanno la capacità di lavare i piatti, di fare, non è mica vero, cioè anche gli uomini possono farle. Per cui un piccolo aiuto anche a livello proprio materiale, pratico, secondo me anche nelle famiglie servirebbe. E quindi aiuterebbe. Parte comunque da voi, dall'input che date voi. Parte da noi cerchiamo io perlomeno ho cercato di mettercela tutta. Mi sembra di essere anche abbastanza riuscita bene. Brava, dai. Per quello. Sentiamo Ivana Francescotto. Ma anche persone che si conoscono. Sì. Ma voglio dire, io non ho figli, non è che posso dire quello che ho fatto, ma io mi appello soprattutto a quello che c'è adesso. Se noi forse abbiamo una marcia in più perché abbiamo militato in un'organizzazione come la CGIL. Esatto, per quello il discorso, perché voi partite da un background che è diverso da altri, da chi ci ascolta che magari non lo ha fatto. Certo, e questo ci permette anche di dire che un certo sforzo è stato fatto, però se noi pensiamo così come è organizzata ancora la nostra società, non possiamo dire di aver fatto grandi passi quando addirittura per avere una certa parità di genere nelle liste elettorali abbiamo dovuto ricorrere a una legge e allora voglio dire questo di strada ne dobbiamo fare tanta. Poi quell'appello del Presidente della Repubblica, io l'ho anche citato nella giornata della donna l'8 marzo, è stato anche applaudito il fatto di averlo ricordato. Però c'è una cosa nel Presidente della Repubblica, lo diceva anche Rosanna, quel fatto di essere silenziose. Ecco, questo, voglio dire, ci mette ancora in quella condizione di sudditanza. Allora, l'augurio che io farei a tutte noi anche di reagire un po' di più, perché proprio questo fatto di essere rassegnate e silenziose non ci mette ancora nella condizione di affrontare tutte le problematiche in termini di parità di genere e questo, ecco, ne abbiamo ancora tanta strada da fare. Assolutamente, prego. Io ho una figlia femmina e l'ho educata alla pretesa, sottolineo la parola pretesa, di un'equa divisione del lavoro domestico. Pretesa. Non l'aiuto, che è tutt'altra cosa, la pretesa di una distribuzione equa di quello che si fa in casa. Ma deve essere questo lei direttamente a casa sua, perché siccome questo è stato oggetto nel giorno dell'8 marzo con diverse persone di discussione, lo attua questo, cioè quando ero giovane col mio compagno c'era un'equa divisione dei lavori domestici. Col passare dell'età c'è un rilassamento nei costumi. Volevo aggiungere una cosa anch'io sull'intervento del Presidente della Repubblica. A mio avviso è solo retorica,
perché è chiaro che quello che avviene, quello di cui ci loda il Presidente della Repubblica, è solo il frutto di un mancato intervento dello Stato rispetto ai servizi sociali e rispetto al welfare, diciamo. Quindi, bravissima, anzi una speculazione su questo secondo me è molto importante, assolutamente io sì. Personalmente non l'ho accolta Brava, ha tirato molto fuori bene. un aspetto che adesso... Non l'ho accolta molto bene non l'ho accolto molto bene questo passaggio, perché ci dovrebbe essere chiaramente un intervento molto più massiccio da parte dello Stato sul welfare, perché badiamo, noi siamo una generazione sandwich che sta a badare da una parte ai genitori anziani e dall'altra parte ai bambini piccoli delle figlie. E questo perché? Perché mancano gli asili nido, perché mancano le case di riposo, perché mancano tutte quelle strutture che potrebbero sollevarci da quella serie di lavori che ha enunciato il Presidente della Repubblica. Assolutamente. No, su questo ha fatto bene a sottolinearlo, perché vorrei anche tornare su questo aspetto qui, perché c'è una componente importante, anche il fatto stesso che può essere estremamente utile della domiciliarietà, portare la domiciliarietà dei servizi, anche dell'assistenza sociosanitaria. È stupendo fino a un certo punto, quando viene realmente attuato, cioè quando a casa ti trovi una persona che ti assiste. Però in realtà io lo vedo un po' come un escamotage, cioè dire io ti porto a casa una piccola parte di aiuto, tu ti tieni a casa la persona che non ce la fa, post operatorio eccetera, e te la arrangi. Chi se ne arrangia? Chi se l'arrangia? Punto di domanda, andiamo a indovinare. E dopo finisce sempre così. Io 2 o 3 volte, abbiamo avuto anche degli interventi in trasmissione quando siete venuti voi, siamo rimasti un po' perplessi, però delle signore avevano detto io sono rimasta a casa dal lavoro perché avevo il genitore anziano, ho rinunciato io, e perché ho rinunciato io? Attenzione, perché tanto nella famiglia prendevo meno soldi del marito, e quindi un gatto si morde la cola, sono stata a casa ad accudire al familiare, il mio problema è che non riesco più a inserirmi nel mondo del lavoro, quindi tra virgolette becco bastonato, cioè nel senso che hai accudito senza avere nessun tipo di retribuzione e remunerazione, lo hai fatto perché guadagnavi meno, un domani tu sarai ridotto in miseria, Dio non voglia che tu perdi anche il compagno o marito perché loro sono proprio spacciati. Questo è veramente perversissimo come discorso istituzionale, perché di fatto succede questo. Nel sud Italia è ancora più frequente, attenzione, perché qui siamo ancora un territorio fortunato. Adesso le do la parola subito, voglio solo sentire prima la nostra Loredana Aurelio di Venezia. Sì, grazie. Allora, lei ha aperto uno spettro di questioni grandioso, da un punto di vista, potremmo dire, educativo, in quanto donne, in quanto madri e magari in quanto insegnanti, perché molte di noi hanno un passato da insegnante, quindi duplice e triplice ruolo, per ruolo e per competenza si diceva ai nostri tempi. Era un po' anche difficile riuscire a farci interpretare in quanto ruolo di madre o di moglie, perché queste poi sono le questioni che ci hanno un po' riguardato, e anche come insegnanti, quindi farci capire che tipo di pedagogia al limite avremmo usato nel nostro modo di essere insegnanti. Quindi abbiamo percorso strade complicate e complicatissime. Oggi faccio la nonna di una bimba di 8 anni, una bimba a cui insegno a rispettare in primis se stessa, ciò che pensa e ciò che vorrebbe, e a esprimersi al meglio, perché a noi hanno spiegato che dovevamo essere pudiche e quindi non potevamo fino in fondo spiegare quello che pensavamo o quello che avremmo voluto far passare nella nostra realtà. E ritorna la parola rispetto, quindi rispetto non solo che uno si vuole, ma rispetto che uno dà a se stesso, quindi quanto uno conta per sé. Primi a noi stessi, ce lo stanno rispiegando in continuazione, parlano magari con altri termini, però il rispetto lo dobbiamo a noi, ce lo devono, perché noi sappiamo anche rispettare, perché queste sono le questioni, perché nella relazione sono sempre 2 i punti, certo. Ed è biunivoca, da a B a B ad A, quindi non riusciamo altrettanto nella società in cui ci troviamo a vivere e ad operare. Siamo ancora entusiasti di questo nostro ruolo, perché se pensate che a quasi 70 anni siamo ancora qua, che cerchiamo, un po' per solidarietà con le nostre compagne, amiche, e un po' soprattutto perché non vogliamo perdere questo vizio terribile, che è quello di volerci impegnare, di pensare che dal 75, quando è stata istituita la giornata
delle donne, beh, ne è scorsa tanta acqua sotto i ponti, Però ma non ne si è stiamo fatta- perdendo anche tanta acqua. Eccola là. Abbiamo un acquedotto molto bucato. Eccola là, e su questo voglio, no, brava, ti ho detto un'altra cosa. Che Questa è un'altra che stiamo decisamente perdendo. Si parlava di lavoro, si parlava di altre questioni. La compagna citava le leggi per le elezioni. Io ieri ero in un seggio a proposito di chi ha vinto e di chi non ha vinto per le primarie a Venezia, ma non c'erano candidate sindaco donne. Non c'erano donne? C'erano solo 3 bei maschietti, sufficientemente giovani, gran belli no, questo lo sappiamo, però diciamolo così, il bello è nel senso del valore che si sono presentati, però non c'erano donne. Eccola là, infatti. E No, quindi- ma infatti attenzione che anche il vostro parterre, a parte la scorsa settimana che abbiamo avuto il piacere di avere donne in agricoltura, per cui anche pensionate che sono dedicate al mondo agricolo, quindi ho fatto una forzatura di sistema ed è stata la prima volta che abbiamo avuto tante donne e abbiamo visto che ce ne sono, perché dietro le quinte, ma anche nelle trasmissioni televisive avere donne è qualcosa di veramente apoteosi, cioè oggi è una cosa straordinaria veramente, perché purtroppo è che in Veneto abbiamo una rappresentanza femminile dello CGIL, per cui, che tra l'altro, ecco, ricordiamo, Rita Turati non è potuta intervenire perché peraltro non perché non volesse venire, ma perché è ammalata, per cui, e anzi la salutiamo, che immaginiamo che a casa ci stia sicuramente seguendo, vero Rita? Quindi il nostro saluto, però per dire è una cosa eccezionale, normalmente sono sempre gli uomini a essere più presenti, e questo vorrei dare un altro là. Poi andiamo in pubblicità e do anche la parola a chi l'ha chiesta, a voi certo, delegazione Veneto Orientale, perché l'altro aspetto è i tempi del... Provincia di Venezia. Provincia di Venezia, benissimo, Fermatevi. provincia di Venezia. Chiaro, chiaro, provincia di Venezia. No, i tempi delle donne, perché se qui parliamo di politica, forse i tempi della politica non sono al femminile perché sono coniati completamente da un mondo Anche al quelli maschile. del sindacato e quindi... non sono i tempi E delle forse anche donne. quelli del sindacato, e vabbè, l'ha detto lei, non voglio dire. Andiamo subito, rapidissimi, in pubblicità, che poi quando torniamo do la parola anche al nostro pubblico.